Cari telespettatori, quale formazione per il domani? Questo è il titolo della nostra puntata. Ben arrivati qui con noi, con i nostri ospiti che adesso vi presenterò, e quindi una provocazione, un modo per far riflettere sulle opportunità di scuola, di istituto, di crescita che si voglia dare ai propri figli, ai giovani, ai propri nipoti, insomma fare delle riflessioni e delle considerazioni, ma questa volta con cognizione di causa, senza parlare di grandi teorie o di quello che era una volta, qualche anno fa, che si pensava, eccetera. Noi portiamo delle testimonianze concrete, fatti, e allora vi presento i nostri ospiti e parto dai più giovani, che sono studenti, che quindi vivono la quotidianità ogni giorno e ci racconteranno le loro esperienze, le loro testimonianze e le loro aspettative anche. Quindi Xiaoping Wan, ben arrivata qui con noi, allieva della terza sala bar dell'istituto ENAIP di Piazzola sul Brenta in provincia di Padova, grazie di averci raggiunte. Mirko Lago, allievo terza cucina, sempre dell'istituto ENAIP di Piazzola sul Brenta in provincia di Padova, supportati naturalmente dalla responsabile del centro ENAIP di Piazzola, Tiziana Cosma, grazie anche a lei, e non poteva mancare il nostro Sandro Dal Piano, che è il direttore generale, diciamo così, dell'ENAIP del Veneto, centri di formazione ad alta qualifica professionale. Allora, prima di dare la parola ai nostri allievi che fremono, no, poveri, sono anche molto emozionati, ma questo è comprensibilissimo, ma tanto è una chiacchierata tra di noi, non preoccupatevi. Vediamo di capire cosa offre come formazione ENAIP, e poi con la dottoressa Cosma parleremo anche di qualità della didattica, che è un altro nodo cruciale da risolvere e chiarire ai nostri telespettatori, che magari possono avere dei nipoti o dei figli che devono intraprendere un percorso di studi importante per la propria vita. Noi siamo un ente di formazione professionale che opera da più di 60 anni nel territorio veneto. Abbiamo 20 sedi da Rovigo a Belluno, da Verona a Venezia, dove operiamo nel canale dell'istruzione e formazione professionale. Questo canale che accorpa, mette assieme gli istituti professionali statali e i centri di formazione sostenuti dalla Regione del Veneto, dove è possibile frequentare attraverso percorsi triennali questi corsi professionalizzanti che portano poi, dopo 3 anni nell'esame, alla qualifica professionale. Dopo la terza media, dopo la terza stiamo media. parlando cosa fare dopo la terza media. Adesso si stanno facendo le scelte, le iscrizioni. Entro il 15, tra l'altro, di febbraio c'è la scadenza per la prescrizione online dei propri figli ai centri di formazione, così come a tutto il sistema scolastico, e noi offriamo la possibilità ai giovani e alle famiglie di iscriversi a 13 profili professionali che vanno dal settore meccanico a quello ristorativo, al settore del benessere, l'estetica, la conciatura, il metalmeccanico, i meccanici auto, il settore elettrico impiantistico, cioè un ventaglio di figure professionali che sono quelle che attualmente danno maggiori soddisfazioni anche in termini occupazionali, perché ricordo sempre che la formazione professionale dei centri di ENAIP hanno un occhio ben fisso sulla didattica, quindi sul percorso scolastico e sulla crescita dei ragazzi, ma anche rispetto alle aziende e alle opportunità di lavoro che poi questi ragazzi avranno già in fase di stage e tirocinio al secondo e terzo anno. Quindi terzo anno terminano ed possono entrare nel mondo del lavoro, molto ricercati peraltro. Sì, abbiamo diciamo, tassi di occupazione coerente, quindi rispetto alla figura professionale di riferimento, che in alcuni casi, in particolare per esempio nel settore ristorativo, raggiungono l'80-85% in un periodo di crisi. Adesso in un periodo di crisi. E quindi è una buona opportunità, così come possono continuare il percorso di studi, quindi hanno una qualifica spendibile immediatamente nel mondo del lavoro. Per alcuni di loro è possibile poi continuare col cosiddetto quarto anno, il diploma professionale, e poi continuare verso l'istruzione e formazione superiore o l'università. Quindi dà l'accesso all'università? Dà anche l'accesso all'università. C'è il percorso previsto dalla riforma, che ormai è a regime, e quindi non sono precluse le scelte come tutte le altre scuole. Allora, quali sono, diciamo così, i settori che vanno di più, che possono offrire maggiori opportunità? Perché anche la difficoltà dei genitori è proprio quella di orientarsi in un mercato del lavoro che cambia tantissimo, e l'osservazione che mi ha colpito, però è vera, di alcuni, è di dire: ma io come posso prevedere e ipotecare la vita di mio figlio da qua a
5, 3 anni, 10 anni. Effettivamente è vero, nemmeno noi ci immaginavamo 5-10 anni fa quello che poteva accadere adesso. Quindi... Sono sicuramente cambiati i tempi anche rispetto alle nostre generazioni, dove il mercato del lavoro richiede flessibilità, competenza, preparazione e adattabilità. È chiaro che i giovani al giorno d'oggi sono più sollecitati rispetto magari anche alle generazioni, non so, di mio padre, mia madre, eccetera, dove molte volte si entrava in un'azienda e si andava in pensione in quell'azienda. Ora invece i giovani hanno paradossalmente più opportunità in senso generale, perché anche per esempio opportunità di fare esperienze importanti, cose che per esempio con gli stasi e tirocini da noi erano rare ai tempi nostri, però è vero che a loro è richiesto più flessibilità e ci sono alcuni settori. I nostri settori che tirano in questo momento maggiormente sono appunto il settore turistico-ristorativo, visto che è un bacino per noi importantissimo, anche economico a livello italiano generale, uno dei settori sui quali investire. Ma non dimentichiamoci alcuni settori, tipo quelli che prima parlavamo, per esempio il settore metalmeccanico, e il settore impiantistico elettrico, dove per esempio in questo settore non dimentichiamoci lo sviluppo tecnologico e poi tutto il tema delle energie alternative e del risparmio richiede a questi giovani una preparazione efficace, avanzata e soprattutto ci sono richieste per esempio anche nel settore termotecnico. Solita, forse un po' come dire un luogo comune, ma non è facile trovare un bravo termotecnico adesso, il famoso idraulico. La figura dell'idraulico, dell'impiantista elettrico che conoscevamo noi è profondamente cambiata. Ecco, infatti, ma apprendendo, qui anche entriamo in gioco con la didattica in parte, apprendendo le tecniche di adesso, un po' come il settore dei cuochi, degli chef in altro ambito. Lo chef di un tempo apprendeva cose completamente diverse di quelli che apprendono in questo momento, dove c'è una particolare evoluzione, c'è una spinta in avanti dettata da vari fattori, ben venga per carità, ma la tecnologia anche questa sta correndo. Quindi la formazione è in grado di reggere quelle che sono anche le proiezioni future, quindi dare gli strumenti di base per affrontare poi anche con consapevolezza. È la nostra sfida quotidiana, perché noi abbiamo formatori in gambissima. Lo dico non per così piaceria, ma i nostri formatori non sono solo i classici docenti di materie teoriche. Abbiamo docenti di laboratorio, docenti tecnici, e loro lo possono testimoniare, che provengono anche dal mondo del lavoro, quindi portano competenze richieste dalle aziende ora dentro i nostri centri. E la nostra sfida è essere, dal punto di vista tecnico, avanzati, sempre un passo più avanti, e una didattica che sia esperienziale, che sviluppi competenze, ma che non esclude il fatto che nelle nostre aule comunque la matematica si fa, le lingue si fanno, l'italiano si fanno, loro annuiscono, cioè non è assolutamente, non è assolutamente vero quel luogo comune di, ormai spero definitivamente superato, di tempo addietro, dove nelle scuole professionali vanno quelli che hanno poca voglia di studiare. Io lo dico, lo so, ma lo dico in maniera chiara e netta. È un tipo di formazione diversa, ma fa leva sulla vocazione degli allievi che sono portati a un certo tipo di esperienza didattica e quindi poi anche esperienziale e professionale diversa da un liceale, ma sono tutti e due percorsi, quello del liceo così come dei centri percorsi di formazione professionale, di pari dignità, perché danno futuro. Chi magari dal punto di vista teorico poi si prepara, va all'università e avrà un certo tipo di carriera, piuttosto che giovani che vengono dal settore ristorativo, dei percorsi di cuoco o di cameriere. Tra l'altro sono i settori che adesso tirano Made in Italy, prodotti tipici eccetera, e che ci fanno grandi all'estero, così come ci sono i percorsi che portano a professionalità come possono essere gli avvocati, commercialisti eccetera, che richiedono un'altra strada. Ecco, io su questo sono molto anche, come dire, preciso su questa cosa, perché se no portiamo avanti un retaggio che non fa onore poi con la prova, coi fatti, ai ragazzi stessi. Assolutamente, no, ma infatti, però è bene portarlo a conoscenza, non dare per scontato, certo, perché tante volte chi opera in un settore dà per scontato tutto quello che lo riguarda.
Però non si rende conto che fuori c'è una mancanza di conoscenza diffusa o magari ci sono luoghi comuni che continuano a circolare Sì, questo è un po' il inveterati. male forse del nostro settore, che non No, di riusciamo a tutti i farci settori. conoscere, non riusciamo a farci conoscere a sufficienza. Penso Beh, ma che attenzione, io lo interrompo per questo, perché anche li vedo nella tenuta e so che si riguardano il settore, cioè non si certo. apriva un varco e non si dava grande visibilità al settore enogastronomia, quindi alta cucina eccetera, se non fosse intervenuta la televisione che ne ha fatto un business Questo è con vero. tutte queste trasmissioni che hanno accolto un plauso e un audience, quindi sponsor e quant'altro, e hanno avuto successo. Se questo non fosse avvenuto, il cuoco restava il cuoco, lo chef, il responsabile del cameriere, basta. Adesso invece ci sono queste cose che le hanno portati di grande moda. Però bisogna che entrare dietro le quinte e far vedere, è la stessa cosa. Quindi magari un domani ci saranno questi concorsi, come stati per i cantanti, per gli elettricisti, e diventerà di moda l'elettricista se nascerà il business, faccio l'esempio assurdo, Certo, no? Però certo. potrebbe nascere anche una cosa del genere, perché negli Stati Uniti le stanno scovando un po' di tutte, perché là ci sono le fucine. È vero. Prego, non volevo togliere la L'idea. parola. No, penso che giustamente come diceva, si tratta proprio di far toccare con mano. I settori, le figure professionali, i mestieri sono in grande evoluzione, anche i mestieri di tipo tradizionale, anche quelli artigianali, dove abbiamo altre figure professionali che poi sono più vocate all'artigianato. Ormai basta pensare alla rivoluzione, anche se un po' di nicchia ancora, che potrebbero portare alcune tecnologie anche in mestieri tradizionali come quelli dell'artigiano. Mi vengono in mente tutti i temi dell'automazione, delle stampanti a 3D, eccetera, che potrebbero veramente garantire che il nostro artigianato italiano, che ci viene invidiato all'estero, abbia una sorta di piccolo nuovo rinascimento, diciamo. E i protagonisti saranno i giovani che hanno queste capacità, questa professionalità, le competenze, e che conoscono l'utilizzo di queste tecnologie applicate. Eccolo là. Allora, abbiamo parlato dell'utilizzo delle tecnologie e quindi studio di un certo tipo e qualità della didattica. In modo particolare la scuola di cui lei è responsabile a Piazzola sul Brenta è un fiore all'occhiello. Raccontiamola un attimo per poi passare ai nostri studenti. Allora, è una scuola cresciuta moltissimo negli ultimi anni, perché accoglie, tra l'altro ha visto veramente anzi direi un cambiamento quasi epocale da 7-8 anni a questa parte, perché il settore alberghiero a Piazzola è stato fortemente voluto dagli enti locali. Perché prima non c'era specializzazione alberghiera, bisognava andare anche un po' lontanino. Esatto, infatti l'esperienza di Enel Piazzola nasce proprio dall'esigenza dei sindaci che ce l'hanno segnalato, dei comuni limitrofi, di far nascere una struttura che formasse ragazzi preparati nel settore della ristorazione per i ragazzi proprio della zona, quindi dell'Alta Padovana, che non sempre potevano andare o a Castelfranco, ad Abano, per motivi anche di trasporto, comunque logistici. E quindi siamo stati veramente molto appoggiati in questo dal comune di Piazzola, ma anche dagli altri comuni da dove i nostri ragazzi provengono. E quindi è un'esperienza per Enel Piazzola recente, è il 7° anno che abbiamo i nostri ragazzi del settore ristorativo. Mi preme anche dire una cosa, ed è una delle caratteristiche fondamentali della formazione professionale. Per noi è importante, e la formazione questa flessibilità ce l'ha, che i nostri ragazzi trovino lavoro. È fondamentale. Questo è importantissimo. E quindi la formazione professionale cosa fa normalmente? Cerca continuamente di cambiare e di evolvere ovviamente anche il proprio lavoro, a far sì in modo che i ragazzi poi possano trovare lavoro. Noi avevamo il settore amministrativo, nato negli anni 70, e territorialmente ormai 8-9 anni fa abbiamo visto che i nostri ragazzi, le nostre ragazze erano per lo più ragazze, difficilmente trovavano lavoro coerente, e quindi
abbiamo detto ha senso continuare a formare questo perché? operatori in Per questo quale ragione ambito? non riuscivano a trovare occupazione? Perché in particolare con la crisi gli studi professionali assumevano per lo più laureati o specializzandi in materie amministrative, quindi le ragazze che si formavano in 3 anni non sempre trovavano lavoro. Ecco, io mi allaccio a questo, chiedo anche a lei, proprio per spiegare meglio, perché prevedo un po' magari quelli che possono essere gli interrogativi che alcuni si fanno. Questo è corretto, tant'è vero che tantissimi laureati rivestono ruoli che un tempo facevano i diplomati, oppure che non facevano neanche diplomati, lo sappiamo benissimo, nella speranza di, e comunque piuttosto che, questo è il discorso. E anche all'estero, tra l'altro, perché non è che all'estero sia tutto semplice, soltanto che lì ci sono dei corridoi più rapidi poi di accesso alla professione. Non è che c'è anche qui il problema che il giovane deve anche proiettarsi e dire fai poi dei master aggiuntivi, arriva una qualifica professionale altissima, perché attenzione che questi chef che ci sono in circolazione e anche i responsabili di cucina, chi non ha un ruolo, iniziano a selezionare ad alto livello. Proprio ne abbiamo parlato anche con la Confcommercio regionale Veneto, che hanno appunto questo centro dove preparano gli addetti ai lavori dietro le cucine, gli chef, i patroni eccetera, dove raccontano che la selezione è altissima, quindi anche qui c'è questa spinta, certo. Per cercare di prevederla. Perché È verissimo questo, ma quello che citava Tiziana Cosma è che nel momento in cui un centro di formazione immette i ragazzi sul mercato del lavoro e questi non trovano occupazione, più di altre scuole che magari continuano nel percorso, noi siamo chiamati a cambiare repentinamente. Quindi abbiamo, come dire, cambiato un settore che era quello amministrativo che non tirava più, diciamo, dal punto di vista delle opportunità occupazionali, investendo per il nostro territorio, perché certo. noi lavoriamo anche territorialmente. Quindi i riferimenti sono le imprese, le associazioni di categoria, eccetera, a doppia mandata, lavoriamo gli enti locali, come citava Tiziana Cosma, e siamo stati chiamati a investire, a cambiare, quindi è stata proprio una rivoluzione per un centro come quello di Piazzola e ha portato questo investimento fatto in personale, competenze, tecnologie, strutture e quant'altro, che abbiamo dovuto anche ristrutturare i laboratori interni, le aule, cioè ha portato a un esempio felice di questo cambiamento. Cioè noi non possiamo continuare per decenni a formare una figura personale che non ha radicamento sul territorio, non dà prospettive. Faremo un lavoro non corretto e non a servizio delle famiglie e dei giovani. Quello che lei diceva sulla selezione è vero, i ragazzi qui escono con una buona base e chiaramente sanno, e noi su questo glielo diciamo costantemente, che non si devono assolutamente fermare qui. È la base di partenza, noi li invitiamo a fare anche esperienze non solo in più strutture di ristorazione locali, ma li invitiamo ad andare anche fuori regione, all'estero, farsi esperienze all'estero e studiare, mai fermarsi, perché c'è molto anche nella tradizione, anche dei piatti tipici, tradizionali, c'è molto anche da innovare, per esempio in cucina, parlo sicuramente non da chef, ma gli stessi chef hanno cambiato metodi di preparazione, pensiamo tutta la cucina sottovuoto, tanto per citarne uno, oppure non so, tutte la parte relativa ai cibi crudi, non più cucinati. Ma anche le contaminazioni. Quindi loro devono non solo preparare meglio il piatto, ma avere in mente in maniera chiara e precisa il processo. E il processo va garantita l'incolumità, la salute e soprattutto il gusto finale della pietanza. Così come è importante è il servizio. È là un'altra parentesi, esatto. Ma infatti su questo ci soffermiamo. Andiamo subito in pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo con voi.